Cari amici, vi saluto e volevo sottoporvi la mia primissima esperienza da presidente di zona. Voglio sottoporvela perché nella prima riunione che si è svolta in maniera molto partecipata sono emerse proprio queste problematiche di cui stiamo discutendo qui in questa giornata. E in effetti i club rappresentati da tanti rappresentanti in quell'occasione hanno, contravvenendo al motto "i panni sporchi si lavano in casa", hanno veramente, i presidenti, naturalmente come portavoce, ma anche gli altri, hanno fatto una notevole, una accurata disamina su quelle che erano le criticità che negli anni erano state nascoste, erano state ricoperte da un velo. E quindi è emerso che certi individualismi, certi soci sono stati negli anni lì a far parte della nostra grande associazione per affermare il loro individualismo, per cercare di ricoprire le cariche più prestigiose, per affermare l'io, un io so tutto, un io faccio tutto, un io voglio tutto, quel che è peggio, io voglio l'incarico, ma gli altri poi lo fanno per me. Ed è successo. E allora ci siamo confrontati e abbiamo deciso di partire dall'ascolto. L'ascolto della base, dei singoli, dei nuovi ingressi, di quelli che entrano sul momento, e di lavorare, come si fa a scuola, scusate ma è una deformazione professionale, sul rafforzamento dell'io, sul riflettere su se stessi per rispettare per prima se stessi, ma per rispettare poi soprattutto gli altri. E quindi si cercherà, almeno ci si è lasciati con i presidenti, di lavorare su questo per evitare sia gli individualismi sia che gli ultimi arrivati siano isolati. Non so se questo praticamente ci può portare a una soluzione del problema. Noi ci proveremo e vogliamo con questo a riaffermare e riconfermare il motto di Melvin Johnson: io voglio soltanto servire, io servo, io sono un Lions, come opportunamente stamattina ci ha ricordato il direttore Domenico Messina. Mi fermo qui.